adesso abbiamo il sonetto che dà proprio il titolo alla nostra iniziativa. Il primo verso è intitolato Il viaggiatore. Adesso voi immaginate un pochetto il viaggiatore, che razza di viaggi fa. Oggi mia figlia dice: guarda, parto per l'Ungheria, vado per un giorno, poi ritorno, insomma, cose di questo genere. E siamo tutti ormai circondati da un mondo che si è collegato in termini estremamente rapidi. Non parliamo di internet e sai immediatamente quello che succede, lo sai prima dovevi aspettare quantomeno o i giornali o il telegiornale, no, adesso lo puoi sapere quasi immediatamente. Allora, il viaggiatore è un gran gusto il viaggiare. Stanno suannato sino a Castengardorfo con Rimonno. Ah, chi non vede sta parte di Monno non sa nemmanco per che cosa è nato. Ci hanno fatto un bel lago contornato tutto de peperino e tonno congegnato in maniera che in nerfonno ci sa rivedere il mondo a riportato. Se pescano laggiù certe alicette con le capocce, non te fa bucia come le mariette de Rosario. E poi c'è un bucio in dove ci si mette un moccolo sull'acqua che va via, e sto bucio si chiama il commissario, cioè l'emissario dell'acqua, dove fra l'altro la gente si divertiva, fatto di romani, si divertiva a mettere i moccoletti che galleggiavano per vederli poi uscire all'emissario, appunto. Qui c'è una riproduzione, è diventato il commissario. Questa è la deformazione linguistica che il popolano fa sempre di termini che per lui sarebbero astrusi, perché emissario qua, insomma. Vabbè.